Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Come avete trascorso Pasqua e Pasquetta? È stata una buona festa anche per voi? Qui ha fatto un po' freddino, speriamo che incalzi questa benedetta primavera. Contiamo sulla luna che si forma nuova il 30 e vediamo se riusciamo a riallinearci queste stagioni. Allora, come andiamo? Mentre aspetto insomma che si colleghino anche altri amici, sperando che si colleghi qualcuno, ma chiaramente, è anche un giorno di festa, un giorno particolare, magari anche se ho detto che ci sarei stata, non è detto che molti, poi passino da qui. Comunque, nell'attesa che ci raggiungano anche altri amici, intanto saluto Maurizio, buonasera, e buonasera anche a tutte le persone che, sono già online in questo momento. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Ildegarda, mi occupo di ermetismo, di astrologia, di tarologia e quindi di tutto quello che sono le pratiche del mio percorso spirituale, iniziatico, chiamatelo come meglio preferite, e anche dunque di radionica e radiestesia, fa sempre parte insomma di questo percorso è diventato enorme il mio nome, lievita, aiuto. Allora, bene, per gli orbi abbiamo fatto ingrandire il nome. Allora, scherzi a parte. Come state? L'ho già chiesto. Allora, bene, che dirvi? Intanto che trovate moltissimo materiale gratuito, sia sui canali YouTube, tra cui quello credo dove vi siete collegati, c'è il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube, i gruppi di Facebook. All'interno di questi canali, insomma, trovate molto materiale gratuito. Nei canali YouTube, scusate, sono argomenti raccolti tramite playlist, dunque potrete andare a sbirciare, a vedere, le varie discipline, le varie, condivisioni, trascorrere sicuramente del tempo interessante ad approfondire alcuni argomenti, chiaro, ammesso che vi piacciono gli argomenti che tratto, ma non solo, ci trovate appunto anche su Facebook, nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. In questi gruppi trovate materiale da scaricare gratuito, ma non solo, su questi gruppi, anche nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Questa è la home page del sito, quando insomma cliccherete l'indirizzo che vi ho appena enunciato, troverete questo ad accogliervi e, come vedete nella striscia azzurra ci sono un sacco di sezioni, giratele tutte perché, in ognuna troverete qualche sorpresa, a parte i tanti video che abbiamo condiviso, sono moltissime anche le dispense gratuite che troverete nelle varie sezioni e queste dispense, divulgano, comunque trovate insomma materiale di radionica, ma non solo. C'è una dispensa di chiriologia, forse no, più di 6 mi sembra, 6 dispense di chirologia. 4? Vabbè, l'ho sparata. 4 dispense di chirologia che comunque vi permettono già di approfondire un po' di curiosità su quello che sono le linee della mano e nelle altre sezioni trovate anche altre condivisioni, per esempio c'è la sezione Hildegarda, c'è la sezione Lea Jacob, i casti sacerdotali, insomma trovate moltissime altre dispense e sono tutte insomma divulgative e gratuite. Quindi approfittate, scaricate questo materiale e cominciate a studiare, a mettere in pratica i suggerimenti che sono indicati appunto nelle varie dispense. Sicuramente nell'arco ovviamente di un tempo che è individuale e soggettivo, perché dipende moltissimo la regia e il Marietto, per quanti non sapessero. Buonasera Pierluca. Dunque, buonasera anche Baldassarre. Ehm,
Stavo dicendo, dunque scaricate questo materiale, mettetelo in pratica sicuramente in un arco di tempo che è soggettivo, individuale, perché dipende un po' dalla capacità di assorbimento dei corpi sottili, buonasera Maria, dal karma, insomma, che magari si sta esprimendo attraverso qualche prova della vostra vita. Comunque, al di là di tutte queste variabili che possono slittare il tempo di realizzazione o i miglioramenti, la manifestazione dei miglioramenti, comunque tutti hanno giovato della radionica. C'è anche la sezione shop, questa è importante ovviamente per noi perché essendo comunque dei professionisti viviamo di questo che sono i contributi, no? Gli aiuti che possiamo mettere in pratica attraverso la nostra tradizione. Qui in sovraimpressione vedete l'albero sefirotico, è un talismano molto potente, già solo se non fosse anche stato lavorato sarebbe già potente così, ma è stato ulteriormente lavorato appunto con la radionica e la radiestesia per programmarlo insomma alla difesa del soggetto che lo indossa, perché molti sottostimano l'importanza della difesa. Si è tutti un po' come dire ignari dei pericoli che sono non solo fisici, ma a molti livelli veniamo in qualche modo attaccati. Pensate solo al monte di emozioni represse che non sempre riusciamo a rilasciare e a trasmutare, oppure le tante volte che entriamo in contatto con altre persone che magari sono cariche, no? Sono un po' negative, oppure ci vampirizzano o per esempio molti non hanno la possibilità, grazie al cielo, di vedere le larve astrali con la chiaroveggenza perché si vedrebbero delle forme più o meno mostruose, dunque spesso veniamo comunque colpiti o attaccati da questi parassiti che ci drenano energia. E quindi la difesa non è mai abbastanza. Questo ciondolo appunto difende su oltre 9 livelli di protezione, da quelli più fisici a quelli più sottili, compreso anche la protezione da eventuali fatture o lavori occulti a nostro carico. Ma come dicevo, lavora anche per il rilascio emozionale, per mantenere in equilibrio i corpi sottili, i corpi eterici, i chakra, i meridiani, ricostruire e rinforzare l'aura. Dunque immaginate il il lavoro, no, che c'è dietro questo ciondolo, ma anche su quanti e quali piani riesce a dare un contributo. E infine è stato anche aggiunto un piccolo propiziatorio di Giove proprio per dare una mano, un po' di fortuna, che non guasta mai. Ma non ci occupiamo ovviamente solo di questo, i rimedi o gli interventi sono di varia natura, tra cui anche la tradizione collegata ai sigilli, che sono uno strumento veramente importante per quelli che desiderano risolvere situazioni astrologiche che tendono a riproporsi, a ripetersi nella nostra vita e che magari affliggono qualche area della nostra esistenza. Può essere magari qualche quadratura, qualche aspetto planetario che rende le relazioni difficili, oppure qualche situazione che ci mette alla prova sotto il profilo lavorativo o della realizzazione personale, professionale, economica. Dunque, questi sigilli aiutano moltissimo per correggere, diciamo così, quello che sono gli influssi astrologici che abbiamo ricevuto al momento della nostra nascita, proprio perché attraverso la tradizione cabalistica noi sappiamo che ogni area della vita di questo piano e non solo, è governata da una serie di entità che possiamo definire intelligenze divine. Sono aspetti del divino che appartengono a svariati livelli di coscienza. Tra l'altro l'immagine dell'albero sefirotico che avete visto prima descrive appunto tutti questi vari livelli di coscienza e il loro influsso nella nostra vita, quindi nell'aspetto sentimentale, nella conoscenza delle cose superiori, nell'armonia, nella determinazione, nella forza, nel recupero fisico, insomma, sono tantissimi gli ambiti in cui possiamo andare ad intervenire grazie al contributo appunto di queste intelligenze divine. Molti di voi le conoscono come angeli, no? Ehm,
però è chiaro che la tradizione da cui ha origine l'angelologia e i famosi angeli colorati di cui a volte fa menzione il Marietto, per far capire che insomma non vanno trattati in questo modo, ma c'è un approccio totalmente diverso, molto più profondo, molto più serio di quello che viene trasmesso, no, diciamo così, attualmente attraverso magari i canali della New Age, ma tutta questa tradizione ha origine, dalle conoscenze cabalistiche. Dunque, andiamo a lavorare insomma in maniera mirata proprio per rettificare le carenze o i deficit astrologici e planetari. Quindi questo quelli che avete visto finora erano sigilli della tradizione salomonica, ma questi che state vedendo in questo momento appartengono sempre alla tradizione cabalistica, ma molto più antica della tradizione salomonica, appartengono alla tradizione e all'ascito di Mosè. Sono sigilli che possono non solo contattano alcune entità o intelligenze divine o angeli, per farvela più semplice, come quelli salomonici e che dunque vanno calibrati, no, a seconda delle necessità, questi di Mosè invece contattano direttamente o evocano, invocano, chiamiamola così, tutta una serie, tutta una schiera angelica, un coro angelico. Pertanto arrivano a casa con le istruzioni evocatorie. Sono nettamente, come dire, più ad ampio raggio, mentre quelli di Mosè, cioè scusate, mentre i sigilli salomonici sono, come dire, più specifici, più mirati. Bene, ma ovviamente ci occupiamo anche, e non solo di questo, ma anche di tutta quella che è la ritualistica, che ricordo essere mirata. Dunque non abbiamo rituali preconfezionati uno per tutti, oppure c'è quello che va bene per queste situazioni o quello che va bene per altre, perché la ritualistica deve essere applicata in base alla situazione di partenza. Sono magari molte gli aspetti e gli ambiti che concorrono a creare una determinata situazione o determinate complicazioni, pertanto è necessario agire rispetto a tutte questi ingredienti, questi aspetti che insieme concorrono a creare la situazione problematica, il blocco oppure le circostanze che stiamo vivendo. Dunque, non solo questo, le persone sono più o meno sensibili a determinate influenze planetarie e questo dipende sempre da come partono, cioè da quello che hanno ricevuto come bagaglio al momento della nascita e dunque un ritualista, almeno della nostra tradizione, va a vedere quelle che sono le reali necessità, quello che va chiamato, le sfere che vanno effettivamente contattate per una determinata circostanza o per la soluzione di una situazione. Pertanto non possiamo darvi perché molti mi scrivono quanto costa un rituale? Carini è, il rituale è calibrato sulla persona o sulle persone coinvolte e dunque non è possibile preventivarlo così senza uno studio dietro. Su questo vogliamo essere sempre molto professionali. Dunque in prima battuta si fa un consulto, 20 € 45 minuti, si studia la situazione anche a livello astrologico, si ascolta la storia della persona che si spera essere sincera al massimo, se vuole un reale contributo, perché spesso le persone stesse non la raccontano tutta, come se noi dovessimo vedere, no, tutti gli aspetti al posto loro, mentre noi ci occupiamo di vedere quello che in base anche a cosa ci dite è la reale necessità. Dunque più sarete sinceri e completi nell'esposizione del vostro problema e più noi potremo essere effettivamente utili nel risolverlo. Benissimo, ma io direi insomma che vi ho detto più che a sufficienza, ora procederei con l'iniziare a rispondere. Allora, vi ricordo
nella domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Se la domanda riguarda un'altra persona dovete mettere il nome e la data di nascita anche dell'altra persona e mi raccomando dovete essere lì, nel senso che io adesso comincio a chiamare le persone che hanno messo la domanda, se non ci siete perché non vi siete sopportati il mio pippone e lo capisco, però è così, del resto ricevete gratuitamente, almeno sapete con chi avete a che fare e io vi chiederò di dirmi che ci siete. Se non ci siete, passo alla domanda successiva. Dunque, comincerei a rispondere a una persona nuova che è la Anna la Rosa, vediamo la domanda. Anna, ci sei? Sei collegata? Hai resistito? Dammi conferma. Mentre aspetto insomma che mi risponda Anna, che mi dica se c'è, vi faccio un saluto, insomma Federica, buonasera, buonasera Elisabetta, buonasera Maurizio, buonasera Sonia, buonasera Anna, poi c'è un Facebook user, peccato, vi ricordo che se scrivete dal gruppo Facebook dovete autorizzare StreamYard, altrimenti io non riesco a capire chi c'è. Come vedete qua non si legge la domanda e nemmeno il saluto. Allora, mi sa che la Anna non ha retto, che non vedo che ha scritto. Dunque, buonasera Lucy, buonasera Maria, buonasera Stella, buonasera Cristina. Ok, allora, visto che Anna non risponde, vuol dire che non c'è, passo alla domanda successiva. Allora, vediamo Sonia. Sonia, tu ci sei? Vediamo se Sonia c'è. Ah, Anna c'è. Allora sono i tempi di risposta. Ok. Va bene. 18 marzo 73, Mirko, 5 settembre 79. Dopo 7 anni, questa storia sarà sincera vabbè, unita per un percorso serio? Grazie. Vediamo. Sì, e c'è anche Sonia, dunque so già a chi rispondere dopo. Vediamo un pochettino Anna. Scusate, ma purtroppo con i tempi di risposta spesso aspetto, poi cercate di essere tempestivi. Allora, vediamo Anna e Mirko che evoluzione avrà dunque questa storia, se c'è sincerità oppure no, ce lo facciamo dire dalle Sibille. Chiaro, ha già scritto insomma 7 anni. Allora, Anna e Mirko. Insomma. Sai, già parte con la carta della falsità al taglio, l'idea non è proprio della massima sincerità che ti aspetti tu, però vediamo perché il taglio a volte dà anche l'indicazione di massima, ma non è una risposta completa. La falsità oh, vabbè, non è bellissima. Può parlare però di opportunismo, può parlare di aspettare il tempo giusto, ma vediamo un po' cosa dice la stesa. Allora, senti, non è una situazione serenissima o facilissima, Anna, perché lui, mh, delirante, artista, dunque il suo problema, le Sibille lo inquadrano già come un narcisista, una persona che ti dice tutto il suo contrario. Dunque non è affidabilissimo. È vero che c'è adesso la carta dell'Imeneo e dunque la relazione sta in qualche modo compiendo un passo in più rispetto a quello che hai detto essere 7 anni di questo, che mi fa capire che siete stati bloccati su una relazione molto fisica sicuramente, ma
non profonda come magari la vorresti tu, ecco, non quella cosa ufficiale o la chiarezza di dire abbiamo un progetto insieme. Però ecco, si vede anche che è stato valutato un qualcosa in più. Io non so se lui ti abbia dato di recente una qualche notizia importante legata a una casa, a una sistemazione, oppure, a una situazione che magari stava vivendo lui, anche potrebbe essere anche su un profilo lavorativo che magari lo teneva un pochettino frenato, no, però ti ripeto che quando compare l'artista io non è che mi fido mai tantissimo della persona per la quale mi dicono l'artista, perché ci sono dei tratti di narcisismo nell'artista, cerca, conferma, cerca approvazione, cerca, o ha quell'atteggiamento di mettersi un po' al centro dell'attenzione, la racconta, sa come manipolare le situazioni, sa come girarle, perché ha quella capacità lì, o ha un carisma, un certo fascino, per cui tu hai un debole per lui, o pendi dalle sue labbra, o ti ha portato a una condizione di seguire e di credere a tutto quello che dice, ma il problema è che con i deliranti capisci che il delirio, è la carta del delirio, o dei deliranti, o parlano di chiacchiere e dunque, di persone che, possono, fare pettegolezzi o dire delle cose su di lui, ma può anche dire che lui dice delle cose oggi e domani se le rimangia. Dunque, è un po' così, va un po' presa con le pinze quello che è la sua verità, okay? Di fatto c'è una un passo in più adesso, al presente c'è, però attenta perché l'allegrezza al cuore non esclude che a lui piaccia tenere in caldo delle situazioni, anche solo flirtare a destra e a sinistra. Io ti ripeto, non è che lo conosco, però in una stessa linea dove c'è l'artista e l'allegrezza al cuore, non è che faccio i salti di gioia. Non sono brutte carte, ma sono carte di una persona che oggi vive questo slancio e non sappiamo se gli dura o quanto t'ha fatto penare per lo slancio di oggi, perché ti ripeto che per molto lui è stato così. Mh. Allora, nel prossimo periodo comunque qualche miglioria, qualche situazione che si sistema c'è, ma devi fare attenzione. Il ladro vuol dire che arriva qualcun altro, si subentra qualcuno o lui lascia un po' di spazio. Non è il tipo, io non vedo la carta della fedeltà, non vedo la carta di una persona quadrata, capisci? Ha sicuramente delle qualità, perché non penso che ci avresti perso 7 anni della tua vita dietro di lui, ma magari ti ha saputo anche tirare tanto per le lunghe. Io non lo so, ma il ladro a me non piace. In nessuna stesa mi piace il ladro, perché ti dà l'idea di qualcosa che si muove alle spalle e quindi devi fare attenzione a quello che ti combina quando non guardi. E poi guarda, omaggio di Preziosi ammalato, dunque ci sarà una situazione, intanto, come ti ho detto, un qualcosa che sarà poco trasparente mhmm, o qualcosa che si muove alle tue spalle, ma soprattutto una forte indecisione che avverrà nel prossimo futuro. E forse tutto questo entusiasmo di adesso poi si traduce in una situazione di freddezza. Purtroppo qua, guarda, di fronte all'occasione lui sarà molto indeciso e magari non vorrei dire che, non saprà se scegliere fra te e il ladro, ma di fatto mi parla sì di cose giuste e ufficiali, ma anche di cose fredde, di sacrificio, di persona che non sa dare tanto, non è molto generoso nei suoi sentimenti o nella sua manifestazione. E poi l'esito. Mah, sai, per me andate un po' a rompere, poi a tornare, poi torna, però non c'è quella serenità lì che vorresti tu,
ok Anna? Non, mm, anche io non aspetterei che lui si guarda intorno, comincerei a guardare un po' intorno anche io al posto tuo. Mi sa che 7 anni sono già sufficienti, no? A non avere ancora niente nelle mani. E non vedo, mi dispiace dirti una cosa del genere, perché nel presente sembrano esserci delle buone premesse e sicuramente tu pensi, ah, finalmente, adesso le cose, e invece no, perché è lui che è carente sotto un aspetto sentimentale. E dunque tutte le difficoltà di questo momento sono tutte scuse che lui ha usato, almeno secondo me, è quello che vedo dalla stesa. Allora, andiamo avanti e visto che Sonia aveva detto di esserci, sì, Federica, lo leggo il tuo messaggio, ma vado un pochettino così, un po' random, un po' cercando di accontentare tutti. Se non dovessi riuscire a risponderti in questa sera, comunque torno venerdì alle 21:15. Allora, eh, avevo detto Sonia perché poi lei, poverina, mi ha anche detto che c'è, dunque Sonia, devo solo trovare il tuo messaggio. Ci sei ancora, vero Sonia? Dammi conferma di esserci ancora. Dunque, io non è, voglio dire una cosa, non è che vado in ordine per come avete scritto il messaggio voi. Questo è importante, perché all'inizio era nata così, che io, brava Sonia, ok, adesso ti rispondo. All'inizio era nata così e dunque finiva sempre che chi arrivava dopo non aveva mai opportunità e quelle che avevano capito che funzionava così venivano sempre e si piazzavano con la domanda e io finiva che, perché siccome l'avevamo impostata così, rispondevo sempre alle stesse. Voi dovete capire che da questo lato c'è una persona che comunque di questo ne fa un mestiere, cioè questo è il mio lavoro. Dunque, vedere sempre i soliti che fanno sempre la stessa domanda era diventato quasi surreale. Cioè, anche a me piace che mi conoscano altri e non che vedano sempre le stesse persone, perché come ho dato una risposta a qualcuno, mi piaceva l'idea che ce l'avessero anche altri. Dunque ho dovuto cambiare più e più volte la modalità per darvi la risposta, perché altrimenti ci sono sempre le solite che però dico, primo, vuol dire che non hanno rispetto per me, perché io sono qui anche a presentarmi a persone che poi mi possono contattare in privato e questo ricordo il mio lavoro. Dunque, chi si approfitta non è ben visto, perché io, come tutti, ho, come dire, delle necessità e quindi questo è il mio spazio, lo gestisco io, non vado più in ordine, vado in base a come posta la domanda e soprattutto se non ricordo di aver ancora risposto a quella persona. Poi faccio il possibile a rispondere a tutti, ma vi ricordo 20 euro, 45 minuti in privato. Allora, Sonia, vediamo un po'. Vorrei sapere come andrà in amore. Al momento sono sola. Ci sarà un incontro positivo in arrivo per me 22 febbraio 78. Perfetto. Allora, Sonia, vediamo un po'. Vediamo un pochettino cosa dicono le sibille per te. Ah, allora, beh, intanto sembra proprio che ci annuncino l'incontro con una persona affascinante. Affascinante, potrebbe essere anche colta, oppure avere un lavoro comunque che lo mette abbastanza in mostra, l'artista. Attenta solo perché tutto quello che ho detto alla stesa prima sull'artista è vero anche per questa, l'artista comunque è un po' il narcisista, però siccome non è accompagnato da carte particolarmente pesanti, ma dall'Imeneo, ci aspettiamo un qualcosa di positivo. Potrebbe anche essere proprio una persona che fa un lavoro artistico. Allora, oi oi oi. Ah, insomma, che linea del passato, cara. Allora, Sonia. Mm. Senti, in amore non è che hai sguazzato nella fortuna finora, eh?
falsità, militare, vedovo. Quindi ti hanno anche fatto delle cose alle spalle, mentendoti, tradendoti probabilmente, o comunque hai subito una qualche scelta, per le quali ti sono rimasti dei rimpianti. Insomma, capisco. Comunque capisco anche che nell'ultimo periodo conversazione di spiacere, io non so se ti hanno anche dato qualche brutta notizia, tra la cerchia di amicizie, magari su un ex, qualcosa del genere. Comunque, non deve essere stato facile Sonia, e immagino insomma c'è stato un passato un po' lacrimoso, eh. Allora andiamo avanti. Guarda che stai per fare un incontro. La fortuna, il bambino, parlano di un momento, no, il passato da cancellare. Scusa, mi sono letta il commento perché, purtroppo con un portatile abbasso e alzo lo schermo, faccio il possibile. Allora, dunque in questo momento c'è qualcosa, è in arrivo, è nella linea del presente, dunque non tarderà molto ed è anche possibile che, visto la comparsa della donna maritata, magari, in questo ti può dare una mano una tua amica, qualcuno che è già sistemata e magari vuole sistemare anche te, oppure, una sorella, insomma compare al presente, una bella possibilità. Io non so se qualcuno ti sta organizzando qualche incontro, ma, mhmm, sta per nascere qualcosa di nuovo. E devo dire che è qualcosa che poi sviluppa soprattutto una comunicazione, un dialogo per scritto molto intimo. Però dovrai fare un po' attenzione perché io vedi purtroppo c'è il ladro, nemica, allora questa persona io non so se tra l'altro non è neanche detto che poi sia effettivamente qualcuno che ti presenta, mhmm, cioè non so se è un'amica che ti presenta qualcuno, perché o ti presentano qualcuno ma poi ne conosci un altro, perché, chiaramente se te lo presentasse un'amica saprebbe, no, se è già impegnato. Invece mi sa proprio che conosci, oltre questo momento molto positivo, no, in cui hai la possibilità effettivamente di presentarti bene, di conoscere delle persone, ce ne sarà una in particolare che si svilupperà molto tramite virtuale, dunque telefono, messaggi, queste chat, okay? Potrebbe essere comunque o un avvocato o un dottore, o comunque avere un atteggiamento molto, d'aiuto, di sostegno, di supporto, ascoltarti, scriverti, però devi fare attenzione perché questa persona qui non so quanto sia veramente single, okay, perché ladro, stanza e nemica, insomma, mi dà la sensazione di una persona che comunque non è proprio libero, e quindi potrebbe, magari approcciarsi a te, ma, avere già qualche altra cosa in pista e dunque dovrai fare un po' attenzione, okay, chiedi qual è veramente la situazione della persona. Se ti dovesse rispondere: "No, cioè niente, qua e là è una ex, una storia complicata, qui, là, su, giù", magari, a costo di sembrare eccessivamente moderna, gli devi dire: "Preferisco saperlo e essere libera di scegliere, per me non ci sono problemi, ma dimmelo". In realtà lo fai semplicemente sbottonare perché non lo so fino a che punto potrebbe essere sincero. Comunque la conoscenza ci sarà, ma ti ripeto, con la carta della nemica non la vedo come una cosa che, vada tanto lontano, proprio per la presenza di un'altra persona. Dunque dipenderà da te cosa vuoi farci di questa conoscenza, se vuoi andare oltre oppure no, però di fatto se aspetti di avere una relazione stabile, mi sa che questa conoscenza, che potrebbe anche un po' coinvolgerti, non è la cosa più giusta. Comunque l'esito mah, di fatto torna alla ribalta un'altra persona. Cioè, quindi mentre c'è questa situazione qua
che probabilmente non fa tanta strada, in realtà c'è un'occasione per ripiegare o ritornare su una vecchia conoscenza. Potrebbe essere comunque un uomo più grande di te, okay, e non so se sei tu che cambi opinione su di lui o lui che torna, perché magari per lavoro fa un viaggio e si avvicina di nuovo. C'è un'occasione dove può tornare un ex, che in quel momento lì invece è solo, okay? Dunque, beh, vediamo. Ecco, non vedo, a parte nel prossimo periodo ci sono nuove conoscenze e ci sono delle situazioni che possono svilupparsi, ma si fermano. Qui poi nell'esito ci parlano di un vecchio di una vecchia persona, non è necessariamente un ex, okay, ma è una persona che è una vecchia conoscenza ed è una persona più grande di te e probabilmente c'è un'occasione di reincontrarla. Voilà. Benissimo. Allora, vediamo ora. Vorrei rispondere a un'altra persona nuova. Tiziana, auguri anche a te. Allora, vediamo un pochettino. Federica, io ho la sensazione di averti già risposto in qualche momento. Prego Sonia. Allora, vediamo un pochettino. Ehm, mah, allora vediamo se c'è Cristina. Se c'è le rispondo, altrimenti, vado a un'altra. Cristina? Fammi un cenno. Se ci sei e poi, vediamo un po'. Benissimo, Cristina c'è, okay. Allora dimmi solo se la prima data, perché c'è lui 14 luglio '75, lui, Livio, 24 maggio '71 e non ho capito se il 14 luglio '75 sei tu o lui, perché hai messo 2 volte lui e la data. Mi dai solo una correzione qui per le scie energetiche? La prima data è la tua o è la sua? Ah, okay, insomma dunque Cristina 14 luglio del '75, Livio 24 maggio del '71. Perfetto. Vediamo un po' se torna. Okay. Benissimo Cristina, hai fatto bene se così che ci capiamo senza tema di errore. Allora, vediamo un pochettino. Cristina e Livio, vediamo se Livio torna. Eh, beh, il taglio non parla di un ritorno, ma un gran signore c'è. Dobbiamo solo capire se è Livio. Mh. Allora, Cristina, io vedo che soffri ancora per lui, ma non penso che tornerà. Guarda, temo proprio che non torna. E poi ti dico di più, lui nel passato non è che ti ha detto tutto, eh. Ci son delle cose che ti hanno portato ad avere molti sospetti, i segreti che ha, ma c'è un ragazzo più giovane. È un figlio? Ha un figlio con qualcuno? Oppure ha altri interessi? Ehm, io non lo vedo tornare, Cristina. No,
lui non torna, però tu ne incontri un altro. Dunque il gran signore del taglio non è lui, è un altro incontro. Perché vedi che, il vedovo, nessuno torna dall'aldilà, dunque è una storia morta, non c'è un ritorno qui. Anche se tu stai ancora soffrendo, è meglio se elabori questa fine. Non c'è il ritorno. E poi però dunque, sai, sono situazioni un po' particolari perché lui non penso proprio che torni, anche se più che tornare qui io lo vedo proprio altrove, eh. Mh. Sai, c'è anche una nemica, dunque in futuro, se già adesso non torna, in futuro ci sono sicuramente delle situazioni che daranno, come dire, l'ultimo affondo. La nemica non è necessariamente una figura femminile, la nemica è un ostacolo grave, oltretutto, c'è qualcuno che fa un danno. Dunque vedi anche casa, disgrazia, io non so che tipo di rapporto abbiate avuto tu e lui, però di fatto c'è di mezzo anche cioè son delle discussioni legate a una casa, legate io non so se, siete stati sposati, vediamo un po'. No, non hai scritto nient'altro, ma, non vedo questa cosa avere una buona soluzione, quanto piuttosto un ritorno, scusami, quanto piuttosto il dover trovare delle soluzioni. Comunque, io penso proprio che arriverà altro. Al taglio abbiamo visto un gran signore, dunque la persona per te, il gran signore è l'uomo giusto, soprattutto nelle questioni sentimentali. Poi è chiaro, può essere anche la figura del marito, io adesso ti ripeto, mhmm, dipende da che ruolo abbia avuto Livio per te fino ad oggi, però non vedo un ritorno, vedo invece comparire un pericolo serio e soprattutto o questo è addirittura un attacco sulla casa. Io non so se voi vi state separando, se avete di mezzo una casa, cioè ti devi aspettare anche un colpo basso. No, io non vedo un ritorno in realtà, però ci sono delle situazioni che vengono in soccorso per te e poi io l'incontro con l'uomo giusto l'ho visto, ma non è Livio, non per me, okay? Allora, io per questa sera vi ringrazio tutti, vi ricordo comunque venerdì alle 21:15, ma non solo, mercoledì alle 18 vi aspetta il Marietto. Il Marietto fa anche lui delle dirette e dà delle risposte gratuite tramite sempre questi canali da cui vi siete collegati questa sera. Se, ovviamente volete invece, interagire con me, torno venerdì alle 21:15 e poi vi ricordo che sono disponibile per consulti privati, 20 €, 45 minuti, il mio numero di telefono scorre dall'inizio della diretta. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. A venerdì con la sottoscritta. Ciao.